Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati sul mio canale con questa nuova pillola dove andremo a parlare di agi e agi keshi. Cerchiamo intanto di capire questo agi cosa significa, proprio come vocabolo. Allora, se noi prendiamo il vocabolario di giapponese e lo apriamo all'apposita pagina, ecco qua, noteremo che con agi viene indicato sapore, taste, ok? Quindi un vocabolo che ha a che fare con il cibo, con il sapore. Però se vediamo altri significati, c'è il godimento, l'apprezzamento. Interessante questa indicazione qui, substance, virgola, meaning, ovvero sostanza, significato, ok? Un vocabolo quindi che ci porta a questo concetto del significato, del sapore, di qualcosa che ha valore, ok? Tradotto letteralmente in italiano, agi viene impropriamente tradotto con potenziale, anche se in realtà potenziale tutto sommato è un concetto che bene si avvicina alla parola agi. Come però per chi qualcuno di voi ha studiato giapponese o comunque sa quanto ampia sia la rosa dei significati di un solo ideogramma, capirà che molti ideogrammi e molti concetti non possono essere tradotti letteralmente, ma bisogna prenderli per come sono e dare loro un significato più ampio. Cercherò quindi di farvi capire con pochissime parole e con un paio di esempi nel mondo del Go questo agi cosa rappresenta. Okay? Quindi noi ci riferiremo all'agi proprio come agi, ha moltissimi aspetti, però cercherò appunto di chiarirvi quelli che sono i più importanti e quelli più fondamentali. Traduciamo agi con potenziale, esattamente come lo si è sempre tradotto fino ad oggi. Cosa significa questo? Cominciamo a guardare questo schema che ho riportato qui di fianco. Qui ho schematizzato un gruppo di bianco che comincia a essere abbastanza solido per via del fatto che si sta creando una base sul lato del Goban, nero altrettanto, delle pietre di nero che cominciano ad avere un po' di libertà, quindi la possibilità di scapparsene da questa parte, e questa singola pietra di bianco, ok, che sta dividendo il gruppo di nero in due, ma per come stanno le cose in questo momento è in scala a perdere perché va a intercettare queste due pietre di nero. Possiamo quindi definire che questa pietra ha dell'agi, ha ancora appunto del sapore, ha ancora un significato, ok? Prendendo l'ideogramma che abbiamo visto prima. Perché? Beh, semplicemente perché questa pietra messa lì come è messa adesso abbiamo detto è in scala a perdere. Però attenzione, se noi andiamo a fare un ladder block in questa posizione, ok? Per esempio utilizzando un katatsuki, quindi uno shoulder hit in questa posizione qui, cosa stiamo facendo fondamentalmente? Stiamo riattivando il potenziale, l'agi di quella pietra che fino a questo momento qui era morta, ok? Perché se nero la mette in scala, ok, quella pietra lì andrà a cozzare contro la pietra nera. Mentre adesso, anche se fosse già messa in scala in questa posizione, ma noi semplicemente andando a fare questa mossa qui, ok, la mettiamo, la riattiviamo perché? Perché stiamo comunicando a nero che se lui non ci va a catturare immediatamente questa pietra qui, ok, ne potrebbe partire una scala che invece adesso andremo a vincere. Ecco che nero, vista alla malparata quella mossa lì, sarà costretto a catturare questa pietra e noi potremo sfruttare quella mossa lì per proseguire in questa direzione e andare per esempio a dividere un gruppo di pietre e andare a fare della controinfluenza aiutando queste nostre due pietre in questo territorio qui. Ecco quindi un significato di agi, ok? Una pietra che anche se è messa molto male può ancora dire la sua all'interno di una partita. A noi trovare il sistema di riattivarla. Poniamo che ci sia una condizione del genere.
Quindi una pietra di bianco con un suo Ikentobi che lascia uno spazio libero lì. Si parla di agi anche quando c'è una potenzialità in uno schema più o meno solido o più o meno debole dell'avversario. Cerco di spiegarmi. Una posizione del genere può essere tranquillamente divisa in questa posizione. Quindi una risposta che potrebbe fare bianco potrebbe essere quella: nero si salva, bianco per esempio va a proteggersi in questa posizione e nero qui taglia. Ok? Certo, questo taglio in questa circostanza qui andrebbe studiato, potrebbero esserci 1000 casi, però una cosa è certa, che facendo una sequenza del genere, nero in un modo o nell'altro è riuscito a tagliare bianco in 2 posizioni. Ok? Quindi abbiamo sfruttato una debolezza di bianco, che era quel Ikentobi, per insinuarci e giocare, diciamo, d'astuzia per fare in modo che quella difficoltà, quella debolezza, quindi quell'Ikentobi, sia tornato a nostro vantaggio. Anche qui si parla di agi. Questo qui è un agi che non dipende da una nostra pietra, ok? Ma è un agi che deriva, quindi un potenziale, un'opportunità che deriva da una forma che ha l'avversario. C'è anche un altro caso però che cercherò adesso di esemplificarvi sempre in quel punto lì, che si chiama agi keshi. Agi keshi significa agi, l'abbiamo visto, e keshi, se noi guardassimo nel nostro bel dizionario anche l'ideogramma di keshi, potremmo tradurlo con eliminare, togliere, ok? Benissimo, agi keshi sono tutte quelle mosse che da soli compiamo e compiendole andiamo a neutralizzare il nostro stesso agi o l'agi che potrebbe avere l'avversario. È importantissimo capire il concetto di agi keshi, soprattutto quando siamo dei neofiti, perché gli errori di agi keshi sono degli errori tipici dei neofiti, che molte volte credono di impaurire l'avversario senza considerare poi che se inducono l'avversario a fare determinate mosse, queste poi gli si rivoltano contro. Ma andiamo a vedere degli esempi molto semplici per farvi capire il concetto. Ritorniamo nel nostro schema iniziale e prendiamo come riferimento il nostro Ikentobi. Ok? Allora abbiamo visto prima, muovendo in centro in questa posizione qui, attraverso una schermaglia, un combattimento, alla fine siamo riusciti a dividere in 2 il gruppo di bianco. Ok? Ma attenzione, se noi facciamo un nozoki, una sonda, ok, un peep come chiamano gli inglesi, in questa posizione, noi stiamo andando a minacciare il taglio. Benissimo. Ma se bianco, come è naturale che sia, va a chiudersi il taglio, ok, noi non abbiamo ottenuto assolutamente nulla. Anzi, abbiamo sprecato una mossa, ok, e abbiamo fatto chiudere bianco, che si è creato influenza, e in una situazione per esempio come questa siamo andati di fatto a sacrificare una nostra pietra in mezzo all'influenza dell'avversario. Ok? Vuol dire che ci siamo giocati l'opportunità di sfruttare al meglio quel Ikentobi con le mosse che abbiamo visto prima. Questo è un agi keshi, ma vediamo un altro esempio. Poniamo sempre questa situazione qui e facciamo finta che durante un fuseki nero a un certo punto abbia giocato una sua pietra qui, la partita sia andata avanti in giro per il Goban e a un certo punto della partita ci si trova in questa circostanza, quindi la pietra rimane lì dal fuseki, quindi dall'inizio della partita, le 2 pietre bianche pure, la partita va avanti, a un certo punto comincia una battaglia di Ko. Come ben sapete, durante le battaglie di Ko bisogna trovare delle minacce a destra e a sinistra per fare in modo che, se queste minacce sono importanti, il nostro avversario vada a rispondere per poter continuare a giocare nel Ko. Benissimo, facciamo finta che appunto nero abbia perso la cattura sul Ko, tocca a nero. Bene, una situazione del genere può essere sfruttata come minaccia, perché
minaccio di tagliare a metà il gruppo di bianco, bianco con buona probabilità sarà costretto a rispondere ed ecco che possiamo andare a giocare di nuovo sul co. Ok? Questa pietra qui di nero si dice che ha dell'agi perché ha ancora del potenziale da esprimere, ancora del sapore da poter esprimere durante la partita. Certo che se prima, appena finito il Fuseki e prima che arrivi questa ipotetica battaglia di co, nero solo per il gusto di dire beh, tentiamo di dividere in due bianco e fa questo movimento e bianco lo blocca in qualche modo, ok, si è giocato l'opportunità. Agi Keshi si è fregato da solo l'agi. Bene, dopo tutti questi esempi diciamo teorici, ok, per chiarire questo concetto di agi, ho rappresentato in questo quadrante il quadrante basso destra di una partita che ho disputato io con un mio carissimo amico e maestro anche, però volevo mostrarvela perché questo è un esempio di come si può sfruttare dell'agi, quindi il potenziale che avevano ancora queste due mie pietre, io ero nero, queste due mie pietre che a un certo punto della partita non c'erano ancora tutte queste pietre nere qui, sembravano ormai date per perse perché erano praticamente circondate nell'angolo da tutto questo gruppo di bianco e a un certo punto della partita uno può anche dire va bene, le sacrifico, mi concentro da altre parti, però a un certo punto facendole lavorare insieme a quest'altro gruppo vedrete come va a finire tutta la sequenza che adesso vado a descrivervi. Come potete vedere io qui stavo creando un moio molto grande come è da mio diciamo stile, però mi è andata male perché il mio avversario era riuscito ad invadermi, infatti poi ho anche perso la partita. A un certo punto ho dato per morte queste 5 pietre con grande rammarico, però facendo un paio di calcoli ho scoperto che era impossibile salvare queste pietre, per cui devo cercare di tirar fuori il meglio possibile dalla situazione e cercare di compensare la perdita di queste pietre facendo qualcosa, inventandomi uno stratagemma. Allora ho cominciato a vedere queste due pietre qui che a mio avviso appunto avevano ancora dell'agi, del potenziale, potevano ancora dare qualcosa. Qui avevo un gruppo comunque di pietre che aveva ben 1, 2, 3, 4, 5 gradi di libertà e questo gruppo di bianco che aveva 1, 2, 3, 4, 5 e 6 libertà. Per cui se me la fossi giocata in qualche modo, magari con una capturing race, magari cercando di sfruttare, anche se non sarebbe bello, ma una svista dell'avversario, si sarebbe potuto fare qualcosa di interessante. La mossa era mia, per cui per l'appunto vado subito a togliere una libertà a questo gruppo per cercare di fare una capturing race. Naturalmente il mio avversario si è accorto di questa cosa e oltre a prendersi una libertà mi mette anche in attari quella pietra forzandomi a salvarla in questa maniera qui. Lui mi pressa in questa direzione, ok, per evitare di farmi connettere, perché vedete queste due pietre qui ormai sono belle che andate perché sono in attari. Effettivamente se mi fossi riuscito a connettere qui in alto sarei riuscito nella mente del mio avversario sarei riuscito a salvarmi il gruppo. Allora lui evita di fare questa cosa qui. Io cosa faccio quindi? Decido di mettere in attari questa pietra perché se fossi riuscito a mettergli in attari questa pietra, a catturarla, naturalmente sarei riuscito a salvarmi questo gruppo perché l'avrei connesso a questo gruppo qui che poi sarebbe risultato vivo, visto che qui con questi due pietre in attari un occhio lo facevo appunto e sarei riuscito a fare anche altri occhi. Lui la salva, però io avevo calcolato che lui salvandola si sarebbe ridotto un ulteriore grado di libertà. Io però a questo punto devo giocare per forza una mossa se voglio mantenere il mio agi vivo qui. Questa pietra è un taglio in seconda linea, per cui io devo necessariamente salvarmela in questo modo. Ero però convinto che facendo questa mossa qui lui sarebbe comunque stato costretto a fare una mossa che poi in effetti ha fatto, che è questa qui,
perché se lui non giocasse qui, io poi in un secondo momento, facendo una mossa di collegamento come questa, sarei riuscito a portare le mie pietre qui nell'angolo, sarei riuscito a portarle sopra. Per cui lui appunto mi divide in questa posizione qui. Ma facciamo un attimo il punto della situazione. Allora qui abbiamo che questo gruppo di nero ha 1, 2, 3 libertà più una quarta in comune col bianco. Bianco ne ha 1, 2, 3, 4 più una quinta in comune col nero. Per cui questa libertà è comune a tutti e due, ok? Quelle nette lui è in vantaggio di una. Cosa ho cominciato a fare io? Beh, ho detto, finché io l'ho presso togliendogli una libertà, lui visto che questo gruppo avevo già deciso di votarlo alla morte, quindi gli devo continuare a tenere pressione, di conseguenza vado qui lui è costretto naturalmente, come già successo in questa posizione, a dividere i due gruppi. Io continuo a dar pressione, perché finché gli tolgo una libertà, lo costringo a rispondermi per mantenere il vantaggio sulla capturing race. Gli tolgo un'altra libertà e lui è costretto a rispondermi di nuovo. Se io avessi continuato a pressarlo, per esempio in questa posizione qui, lui mi avrebbe messo in Atari e non ci sarebbe stato più nulla da fare per il mio gruppo, che restava con un'unica libertà. Allora, ormai raggiunta una forma stabile qui in centro, la mia ultima mossa è stata quella, giocando in questa posizione, di assicurarmi i due occhi. Ecco che ormai questo gruppo è andato, è completamente andato, però avete visto quelle due pietre dentro, lavorando di concetto, siamo riusciti a fare diventare un gruppo vivo che ha anche sotteso, per quanto poco, un po' di punti. Qui ne abbiamo 3 e 3, 6. Non mi sono serviti e non mi sono bastati per vincere la partita, però quelle due pietre lì, con il loro agi, sono riuscite a vivere e si sono trasformate da due pietre potenzialmente morte in due pietre più che vive, che hanno anche fruttato del punteggio. Ma non solo, mantenendo questa situazione stabile, dopo questa mia mossa la partita è continuata da un'altra parte del Goban ed è andata avanti. Non si sono verificati dei co, però mantenendo viva questa circostanza qui, adesso sì che se io giocassi in questa posizione costringerei bianco ad andare qui, per cui se stiamo facendo una battaglia di co e tocca nero, ok, nero deve minacciare bianco, ecco che questo gruppo, anche se è morto, ha ancora dell'agi, ha ancora del potenziale, lo faccio lavorare, perché vengo qui, bianco deve per forza rispondermi, perché se rispondesse da un'altra parte nero viene qui e cattura tutto il gruppo di bianco. Ecco quindi che bianco è costretto a rispondere in questo punto e nero può andare a giocare di nuovo il co, eccetera eccetera. Un altro esempio di agi. Spero che tutti questi concetti siano stati chiari, tutto sommato non sono neanche così poi difficili da comprendere. Ce ne sono vari aspetti di questo agi, io vi ho descritto i più semplici, i più immediati, però è un concetto che dovete capire, non tanto la tecnica poi ve la fate, ma il concetto di capire che se due pietre, una o più pietre nel campo avversario possono ancora creare dei danni, dar fastidio in qualche modo, anche se poi andranno perse e verranno catturate, ecco, quelle pietre hanno dell'agi. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo alla prossima pillola. Ciao ciao!